Domenica prossima, 2 ottobre, l'Akragas gioca all'Esseneto contro il Catanzaro. Proseguono gli allenamenti di preparazione alla gara. Le interviste. È una vittoria importantissima, è stato il gol più importante della mia carriera. Poi un derby così, in uno stadio così, contro questa squadra qua, il Catania, che è messa giù per vincere il campionato, all'ultimo minuto, una gioia immensa. Crisi dimenticata, alla fine l'unica partita che abbiamo toppato credo sia quella di Fondi, perché per il resto le due partite in casa di Vibonese e Reggina, se siamo più concentrati portiamo a casa 6 punti. A Lecce ci sta a perdere contro una squadra che è un'armata. Poi le altre due partite che abbiamo vinto, queste qua di fila, ci danno sicuramente morale per affrontare il Catanzaro. In cosa deve ancora crescere, migliorare l'Akragas? Dobbiamo migliorare un po' su tutto, come è normale che sia, siamo giovani e quindi è normale che allenamento dopo allenamento dobbiamo migliorare su qualsiasi cosa, fase offensiva e difensiva, però siamo su una buona strada. Domenica arriva il Catanzaro, che gara ti aspetti? È una gara complicata perché loro sono in crisi di risultati, è una squadra forte, molto forte, costruita anche questa per vincere, però è normale quando entri in un vortice di crisi devi solo ammazzarli. Per l'Akragas quanto è stata importante la vittoria di Catania? Sì, è molto importante per noi, per la squadra, per i tifosi, per la fiducia della squadra. È importante la vittoria, dobbiamo continuare, dobbiamo crescere, dobbiamo continuare così. Siamo bene, stiamo conoscendo tutti, dobbiamo continuare crescendo. Mi trovo molto bene, la città è bellissima e la squadra, come ho detto, tutti buoni ragazzi, è più facile per me, per arrivare a una squadra così è più facile e mi sento molto felice qua. La vittoria contro il Catania quanto è stata importante per voi, 3 punti fondamentali per risalire la classifica? No, questa vittoria contro il Catania è stata importantissima perché abbiamo perso 2 punti all'inizio del campionato. Non se l'aspettava nessuno, però noi siamo andati convinti lì a Catania e ci siamo ripresi i nostri punti, con massima umiltà ci siamo andati a prendere questi 3 punti. Arriva il Catanzaro, come mi aspetto una gara che, come tutte le altre, cioè ogni partita è una partita a sé, come ho detto dobbiamo dare il massimo perché le partite non sono facili e Catanzaro è una bella squadra, quindi dobbiamo stare molto concentrati e dare il massimo.